Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi ho un dilemma che mi sta quasi rovinando la giornata e stiamo parlando di cioccolato. No, il cioccolato in realtà è noto per le sue proprietà benefiche nel nostro organismo, ma è noto anche per la sua capacità rilassante, perché ci dice che stimola il buon umore. In realtà non è così, sappiamo però dalla nostra esperienza che il cioccolato solitamente appiana tutte le discussioni a tavola. Infatti cerco sempre io di mettere nei miei menù dei dolci un po' legati alla stagione, un po' legati alla tradizione, e vi posso assicurare che il dolce che la vince su tutti è il salame al cioccolato. Diventa a volte anche difficile spiegare alle persone che non sono italiane, ai nostri ospiti dell'Oltralpe, cos'è il salame di cioccolato, perché parlando della parola salume si risveglia un altro genere di conoscenze, però alla vista della fettina di dolce al cioccolato con i biscotti croccanti in realtà dubbi non ce ne sono più. Nei nostri menù sempre infatti c'è un dolce al cioccolato, che sia il tortino o che sia il salame più classico. Qui da noi a Valgrande sempre si possono trovare questa tipologia di dolci che rappresentano i pilastri della tradizione culinaria di tipo familiare, abbinati però da tutta un'altra serie di preparazioni sempre della cucina familiare che si possono assaggiare qui a Valgrande, come le paste fatte in casa, le carni, i piatti a base di carne piuttosto che a base di verdure, o i piatti anche in questo periodo dell'anno di formaggi veneti abbinati alle confetture di questo periodo. Se anche voi siete curiosi di assaggiare i nostri dolci e le nostre preparazioni, io vi invito a venirci a trovare, e lo potete fare sempre con la solita modalità: la prenotazione attraverso i contatti che troverete tra le pagine social dove noi siamo presenti o tra le pagine del nostro sito. Per il momento io continuo e vi aspetto. Ciao!